Ciao ragazzi, e anche quest'oggi nuova giornata, nuova escursione, nuovo bivacco. Eccoci qua. Arrivati al bivacco di Val Vissada, 1850 metri, partendo nei pressi di San Pietro di Cadore. Vediamo come si presenta. Allora, intanto qui abbiamo una tavolona di una fonte d'acqua recintata che quando in primavera è scongelata si può utilizzare. Abbiamo un po' di legna. Poi vediamo com'è questo bivacco. Toc toc, permesso? Buon appetito! Ah, che bel bivacchino abbiamo qua! All'interno, il bivacco, di dimensioni medie ma ben curato, presenta una cucina economica, che funge anche da stufa, una cucina a gas, pentole e griglie. Escluso d'inverno ci sarebbe addirittura anche l'acqua in casa, direttamente dalla fonte. La dispensa è ben rifornita, ma mancavano bottiglie d'acqua, cosa da tenere in considerazione. Adesso andiamo insieme a scoprire il piano di sopra. Qui troviamo un ampio soppalco con 4 brandine ma senza materassi. Tuttavia il posto contiene ben 10 persone. Davvero niente male. E questo è insomma il piano di sopra. Poi oltre alla legna chiaramente abbiamo l'accetta, una sega e andando qua dietro, attenzione, attenzione, abbiamo anche il nostro bagno. Bagno che quando in primavera l'acqua è scongelata presenta anche uno sciacquone, quindi top direi. E insomma, questo era il famoso bivacco Vissada. E voi lo conoscevate? Ci passereste la notte? Lasciatemelo scritto nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo bivacco. Ciao!